Amici bellini, buongiorno. Perdiamo un po' di tempo, ovviamente la formazione cambia rispetto a quello che ci siamo detti ieri, perché abbiamo saputo dell'infortunio di Neres e ci sono state anche le parole di ADL alla radio partner Diabolik Mods 006. Benvenuto sul canale, molti nuovi iscritti dopo il video di ieri, ovviamente le parole vanno lunghe. Lasciate un like perché la simulazione non siete costretti a vederla, ma sarà sullo sfondo di me che vi dico le parole di ADL, così non dovete nemmeno andarvele a cercare sui siti. Facciamo una cosa, e devo dire una cosa da ADL proprio tecnica. Cominciamo. Allora, il presidente ci ha dato un po' di date e di notizie, di numeri proprio per quanto riguarda il centro sportivo, lo stadio, gli struffoli, insomma si è parlato un po' di tutto. Si comincia ovviamente con gli auguri generali, si è riparlato della tragedia del Monte Faito e il presidente fa gli auguri alla radio, ai suoi calciatori col capitano, al must. Conte lo chiama must, non credo must nel senso dovere, o must diciamo in napoletano, e poi augura serenità ai tifosi di cui lui da 20 anni va orgoglioso. Il dottor Chiariello gli ricorda, gli chiede, ma erano mi pare lei 83 milioni, sì, ritorniamo al discorso degli 83 milioni di tifosi del 2017, quindi saranno anche aumentati, e dice ci divertiremo molto anche nel futuro. Ah, ma questa è una promessa, dice Umberto, non è una promessa, è una realtà. Alla fine solo un'annata non è riuscita, ma un giorno ne parleremo. Ancora questo rimando, dice che un giorno ne parleremo. Vi ricordate? Ha chiesto scusa il presidente, le cose, però sempre dicendo ma non è tutta colpa mia perché è così, quindi ne parleremo, un giorno ne parleremo di quell'annata. Poi bisogna essere comunque orgogliosi, gli si chiede di essere l'anti-Inter, cioè l'unica squadra che comunque rende ancora appassionante la lotta per la vetta, e ADL dice i conti si fanno alla fine, non è giusto farli in corso d'opera. E poi che io venendo dal cinema, io dico sempre che il calcio è l'unico sport, no, che poi non è l'unico sport, è l'unica cosa, diciamo cosa, dove tu scrivi, è un copione che non si può scrivere, quindi paragone col cinema sappiamo che non regge, perché è proprio un'altra storia, non è uno sport, il cinema è uno spettacolo che tu scrivi, è una produzione diversa. Quindi il collegamento col cinema ci riporta al film, dove Umberto dice è stato un grande successo enorme. Rafa Marin! E De Laurentiis quasi ridimensiona queste parole, dice sì, è stato un buon successo, perché poi sappiamo che fondamentalmente è rientrato nelle spese di produzione, ma ci dà la notizia, e questo lo sapevamo già, che lui sta comunque filmando dall'inizio anche di questa stagione, insomma lui dice proprio dalla firma con Conte, e quindi lui vuole portarci film per tutte le stagioni, e ci dice io spero di poter portare questo film di questa stagione per la fine di giugno nei cinema, e sta parlando anche con delle piattaforme. Quindi si sono velocizzati i tempi rispetto al film dello scudetto che poi ci arrivò dopo, a stagione già iniziata, stagione successiva iniziata. Questa volta se esce proprio alla fine di questa stagione, quindi cotto e mangiato. E ci parla anche di aver ingaggiato, ci dice di aver ingaggiato l'attore di Napoli New York, il giovane attore, che poi ho cercato perché non lo sapevo, Antonio Guerra. Vabbè. Che anche tra l'altro protagonista anche di Mixed by Harry, una serie, un altro TV sulla cosa famosa delle cassette che noi ce le ricordiamo bene. Insomma, il giovane attore dovrà raccontare la stagione dal suo punto di vista, e quindi vediamo, sono molto curioso di come verrà questo film. Poi ADL dice che vede invidia nei confronti di Napoli e dei napoletani, noi siamo il sale dell'Italia e tutta una serie di cose. Poi Umberto gli dice ha anche rilegato i rapporti con Manfredi, con il sindaco, e quindi ci avviciniamo al discorso stadio. E ADL dice io se lascio il Maradona per Napoli è un problema non da poco, ma bisogna capire se la struttura regge, perché ritorniamo ai soliti discorsi che sappiamo, insomma, per come è stato costruito lo stadio San Paolo all'epoca è molto difficile fare dei lavori che poi lo rendano uno stadio moderno, devi togliere la pista atletica. Poi si rende conto, finalmente gli è arrivata la notizia al presidente che il campo è decentrato, che sotto
ci sono spogliatoi e altre cose, quindi devi intervenire sul cemento armato, al di là del problema del terzo anello, ma ci dà un'altra scadenza, dice entro il 30 aprile avrà una relazione sullo stadio e poi lui potrà decidere cosa fare. Stiamo parlando tra 10 giorni, quindi tra 10 giorni sappiamo se si può intervenire sullo stadio Maradona, che lui non vorrebbe lasciare, e quindi fare dei lavori lì, oppure bisogna andare da qualche altra parte o rimanere così com'è perché è la cosa più facile da fare, ci si arrangia. Dopodiché si arriva al centro sportivo e De Laurentiis ci confessa. Buona pasta. No, aspetta, io una cosa gliela devo chiedere. A Natale ci ha detto che lui faceva gli struffoli. Vuoi sapere che si mangia il con le presidente a noccioline? Il Casatiello lo mangia, presidente? Io so Anche che se so che lei più- fa molta ginnastica. Io so che lei è mio sull'isola più bella del mondo. Mio figlio Edoardo ieri mi ha lasciato una pizza imbottita bellissima e un casatiello. Ha avuto un dossier di 18 possibilità, cioè stanno valutando ancora mentre parliamo 18 locations, e quindi quando uscivano tutti la Piana è fatta, Qualiano è fatta, Bagnoli, Afragola, Castelvolturno, quell'altra no dai, ma com'è possibile? 18 possibilità che lui sta andando a vagliare anche con gli agronomi, perché bisogna vedere sotto nei terreni se c'è acqua, se si può scavare, se si possono costruire delle cose, e ci dà un altro numero che è diverso dal numero che ci avevano detto qualche mese fa, che lui parlava di 12 campi, se ricordate bene, e adesso siamo arrivati a 10, un pochino più dimensionato, diciamo, anche perché se non è la squadra femminile 12 campi che te ne fai? I campi regolamentari, 4 in erba, 6 in sintetico, e poi vuole fare anche una tribù, perché ovviamente perché tutti questi campi per metterci anche le giovanili, la primavera, poi tutte le giovanili, gli allievi giovanissimi, tutte le cose, e ci parla di una tribuna di 600 posti per la Youth League, e poi dici io qua non so ancora quali sono i numeri minimi chiesti dal UEFA a livello proprio di stadio della struttura, e qua mi permetto di dare una mano nel mio piccolo. Ho fatto una piccola ricerca perché anche Umberto non sapeva sì, bisogna vedere, l'ho fatta la ricerca. Il minimo che chiede la UEFA sono 200 posti a sedere, quindi parliamo di stadio categoria 1. Poi di questi 200 devono essere minimo 50 di posti VIP, cioè posti autorità, 20 devono essere parcheggi per le autorità, 10 posti almeno con scrivania per i media, quelli che devono fare il coverage, insomma, degli eventi sportivi. E poi De Laurentiis va avanti parlando degli ettari che servono per i parcheggi, insomma così. E poi alla fine ci dice che ci garantisce, dice ci metto la faccia, è sicuro al 100% che per il 1° settembre o anche prima, quindi parliamo veramente di pochi mesi, oramai ci siamo, mette la prima pietra, cioè lui comincerà i lavori anche prima. Nel frattempo sta ancora vagliando, quindi siamo agli sgoccioli, ragazzi, perché qua stiamo considerando che almeno che lui non stia bluffando nel senso che potrebbe dirci qualsiasi cosa dei 18. Di solito De Laurentiis, quando escono delle notizie non vere, no? Quando i giornali dicono, lui com'è che non è anche va a gamba tesa, dice state dicendo tutte cazzate, non ho visto questo campo, già ho deciso. Invece ce lo dice che sono 18 le possibilità, e quindi o ha già deciso la prima mi sembra di essere agli sgoccioli, però noi ci fidiamo, perché non fidarci. Il 1° settembre, credo di quest'anno, perché poi non l'ha detto, ma il 1° settembre a meno di possibili altre proroghe, deroghe, perché se tu poi cominci il 1° settembre vuol dire che resti un altro anno. Noi sappiamo che per il 2026 devi mollare, e quindi siamo nel centenario, bisogna farlo assolutamente, sicuramente questa volta ci siamo. Ovviamente struffoli e Casatiello e tutta una serie di cose fondamentali. I tifosi, insomma, è chiaro, quando si rivolgono, quando accendi la radio partner, tu sai che parlano per bocca praticamente dei tifosi, vogliono fare un servizio ai tifosi, e quindi sappiamo il menù
di Pasqua che il presidente degusterà con la sua famiglia, e direi che la questione la possiamo anche chiudere qui, perché non ci ha dato altri spunti, altre grandi cose. Non abbiamo le date, va bene così. Politano! Siamo pronti praticamente a vedere qualcosa di costruito, di costruttivo e costruito a brevissimo, tra pochi mesi. Quindi non risponde a Conte, non gli chiedono di quello che ha detto Conte, probabilmente anche meglio così, perché si sarebbero create altre ulteriori polemiche, non era il caso. Abbiamo la partita tra poco, la live è già pronta, potete riversarvi sulla live, lasciare il like preventivo. E per quanto riguarda la formazione, io me la sono giocata con Raspadori accanto a Lukaku, quindi allargando un po' McTominay sulla sinistra in questa sorta di 4-4-2, 4-2-3-1, con il ritorno di Anguissa. Molte testate, compresa Sky, invece ci portano Spinazzola dal primo minuto al posto di Neres, il che garantirebbe la conferma del 4-3-3. Spinazzola può fare quel lavoro che fa Neres, ovviamente a piede invertito, il che però significa che non hai un ricambio poi in difesa, o meglio, se poi vuoi aggiungere un attaccante a partita in corso devi scalare uno Spinazzola magari dietro, che avrà già lavorato, quindi speriamo che stiano bene i vari Olivera, perché anche Mazzocchi era uscito un pochino così, quindi manca poco per risolvere questi altri piccoli dubbi. Da New York direi che Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi ringrazio per la pazienza e per tutto il supporto, che è la vostra grandissima disposizione. Sì! Raspa! Lasciate un like finale giusto di cortesia, perché lo sapete che aiuta la barca. Bisogna fare comunque qualcosa, perché lo inserisco adesso. Spinazzola, McTominay esausto, più logico forse sulla fascia. Politano ha dato tutto come al solito, e quindi mettiamo il Cyril Gong e abbiamo 20 minuti per riprendere questa partita. Insomma, io spero proprio che non possa andare, non ci possono essere tutte queste emozioni col Monza. Quindi andiamo a vedere. Si muovono bene improvvisamente, sono senza, sai, quel fatto, non hanno lo stimolo, ma non hanno nemmeno la pressione, oramai sono andati. Quindi pallone in profondità per Raspadori, che rincorre ma viene anticipato. Turati, rischioso, Lukaku ci prova, ma il passaggio è leggermente troppo lungo per il buon Raspa, che adesso riceve il pallone in fallo laterale. Adesso è Spinazzola, il cross al centro, il colpo di testa di Raspadori è morbido e facile per Turati, che adesso rilancia lungo. Abbiamo il colpo di testa di Olivera, ancora Spinazzola che recupera questo pallone e non lo lascia andare in fallo laterale. Il passaggio viene intercettato e riparte il Monza adesso con Akpak Pro, adesso la palla sulla fascia destra, il cross al centro, attenzione, c'è un intervento e un calcio d'angolo per il Monza quando siamo all'80° di questa partita cruciale per il campionato del Napoli. Forse c'è uno schema, no, la palla viene messa al centro, Dani Mota viene anticipato, ora è Raspadori che lotta, ancora il Monza, il tiro, una deviazione e allontana Rafa Marin per Anguissa, e adesso prova a far ripartire il Napoli. Il pallone viene intercettato, ma c'è ancora Lobotka, la allarga sulla sinistra per Spinazzola che è fresco, l'1-2 con Raspadori. Spinazzola si allarga per mettere un cross, attenzione, il passaggio per Raspadori, il sinistro è largo e riparte il Monza. Adesso ancora scambi nello stretto, un buon anticipo di Rafa Marin per il Napoli, che ha un'ultima forse occasione con Lukaku, viene anticipato un gong poco cercato anche dai compagni in questo finale di partita. Ancora un contropiede per il Monza, attenzione, il cross al centro, intervento di Meret con i piedi, si salva il Napoli, attenzione, si riversa ma viene ancora anticipato, poi viene Anguissa per Lukaku, attenzione, Lukaku avanza Lukaku, il pallone sul destro, non prova il tiro,
Abba fatta. Mamma mia.